rimane tra i piedi il pallone, poi può ripartire Colocci, si libera di un avversario molto elegantemente, il tiro, gran gol di Colocci, l'1-0 di Colocci al 7° minuto di gioco, davvero un gran gol, 1-0, che torna ancora da lui, c'è spazio, poi la palla nel tentativo di servire avanti, è ripartita però la Jolly, con la conclusione di Colocci col mancino, interessante, respinta altrettanto buona di Imparato. È un calcio di punizione alla Jolly Gomez. Colocci, buono il tocco del pallone, la conclusione, il palo! Vicinissima al pareggio, con il suo gioiellino Colocci qui, la Jolly Gomez. De Vincenzo, aggredito, serve Colocci. Si allunga, se ne va. Bella anche questa iniziativa del numero 5. E la tiene, poi conclude, stavolta è buona la risposta del portiere Imparato. Per gli ospiti, che adesso la perdono, Colocci ha spazio, un uomo davanti a sé, lo mette giù, la conclusione, un grande intervento ancora di Imparato, Alessandro. Buono anche il tiro però. L'attesa del passaggio. Riceve ancora, tanto si muovono gli altri due, si allarga Colocci, tiro addosso Imparato. Un uomo in barriera. La rincorsa del numero 6, il tiro e il gol direttamente da fermo su calcio di punizione. Va a realizzare 4-2 al 13° tra Imparato Casi e Jolly Gomez. Ancora Colocci, toccato dietro, tutto regolare, continua la sua rincorsa da solo tra 3 giocatori. Alla fine gliela portano via, ma ci sono i suoi compagni dietro a far ripartire l'azione della Jolly. Colocci ancora, stavolta col mancino, ancora calcio d'angolo. Dai ragazzi! I compagni decidono di andare davanti, il tiro di sinistro ed è ancora un gran gol, il terzo personale di Colocci questa sera. 4-3, si rifà sotto prepotentemente la Jolly Gomez, un Colocci incredibile. Rimpallato il suo tiro, può ripartire Colocci, contropiede, attenzione, allargato molto bene a destra, De Vincenzo, poi si fa intercettare il tiro, Colocci, la conclusione, per poco questa volta, stavolta è stato bravo Imparato.